In arrivo 3 milioni di euro al comune di Agrigento. A comunicarlo oggi nel corso di una conferenza stampa il parlamentare nazionale Calogero Pisano. Ha suscitato parecchio scalpore in città la notizia del cambio del logo di Agrigento, capitale della cultura. Nostra intervista all'assessore Ciulla e al vice sindaco Trupia. Scoperto dai carabinieri un arsenale da guerra nella disponibilità delle cosche mafiose agrigentine. Un uomo arrestato, uno denunciato, trovate anche 80.000 euro e una bomba a mano. Stabilizzati oggi circa 300 lavoratori precari al comune di Favara, soddisfazione del parlamentare nazionale Ida Carmina. L'assessore comunale Marco Bullo annuncia che fino al prossimo 29 dicembre si potrà votare online per la destinazione dei fondi relativi alla democrazia partecipata, l'iniziativa in collaborazione con l'associazione Aquarinto e Agoramundi. L'Akragas continua nella sua serie negativa di risultati. Domenica ulteriore sconfitta in casa con il Sambiase. Intanto è arrivato il nuovo socio Canzonieri che ha assistito alla partita e ha annunciato presto i nuovi rinforzi. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi 23 dicembre lunedì, conferenza stampa stamani del parlamentare nazionale onorevole Lillo Pisano per annunciare lo sblocco di 3 milioni di euro destinati dal governo nazionale alla nostra città in vista di Agrigento, capitale della cultura 2025, fondi che erano stati fermi da diversi anni e che attraverso il lavoro parlamentare si è riusciti a destinare ad Agrigento. Presente anche l'assessore comunale al bilancio Patrizia Lisci. Le interviste. Onorevole, oggi una conferenza stampa per stabilire e comunicare alla città i 3 milioni di euro che arrivano da Roma per Agrigento. Ecco, ma molti si chiedono quale sarà la destinazione di questi fondi, spesa corrente o quello che effettivamente ha bisogno la città, un manto stradale nuovo, le strade riparate. Ecco, quali risposte dare? 3 milioni di euro che arriveranno alla città e alla legge di bilancio sono delle opere straordinarie che verranno utilizzate della nostra città, quindi opere straordinarie, parliamo pulizia delle città, arredi, anche manutenzione, quindi non vengono messe nella spesa corrente per pagare altri debiti o magari per fare altri investimenti, ma gli investimenti che verranno fatti saranno tutti naturalmente che riguarda il miglioramento della città. In termini infrastrutturali, in termini anche di pulizia e di decoro urbano, quindi diciamo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Erano stati persi, mi pare, questi soldi, erano stati accantonati da diversi anni, poi lei ha avuto, diciamo, l'abilità anche di recuperarli. Ecco, se ci spiega anche un po' l'iter. Sì, questi soldi naturalmente erano stati dati dal MEF nel 2002-2003, erano andati in disavanzo d'amministrazione, quindi erano persi, nel senso che il MEF aveva fatto richiesta di tornare soldi indietro, invece a luglio già fu fatto un ordine del giorno a nome mio dove naturalmente andavamo a destinare queste somme di nuovo al Comune di Agrigento, poi per problemi di bilancio del Comune di Agrigento si era bloccato tutto, urgeva di fare una norma e sulla legge di bilancio a nome mio abbiamo fatto un emendamento che è passato nella legge di bilancio e quindi diciamo che da gennaio, nel momento in cui il Comune vota il piano l'ultimo bilancio, sono immediatamente utilizzabili. Un bilancio anche di questa sua presenza al Parlamento di questo 2024? Io sono molto contento del lavoro che ho fatto, vengo da Favara dove abbiamo stabilizzato più di 250 famiglie, sono state oltre sulla legge Madia, la modifica abbiamo fatto la legge Madia per la stabilizzazione dei precari per i comuni di Favara, Castel Termine e Porto Empedocle, era stata fatta anche una norma per stabilizzare i dipendenti delle ASP post-Covid e quindi che sono stati stabilizzati il giorno 20 dicembre, oltre 3 milioni per Agrigento, capitale della cultura. Diciamo che la mia attività parlamentare penso che sta andando abbastanza bene. Ha suscitato parecchio scalpore in città la notizia del cambio del logo avvenuta qualche giorno fa di Agrigento, capitale della cultura. Le interviste all'assessore Ciulla e al vice sindaco Trupia. Ha suscitato parecchio scalpore la notizia del cambio di logo avvenuta qualche giorno fa
di Agrigento, capitale della cultura 2025. La decisione è avvenuta con determina sindacale 129 del 19 dicembre del 2024. L'amministrazione comunale ha deciso di sostituirlo con uno completamente nuovo, realizzato dalla società Cubit Italy SRL. Questo nuovo simbolo presenta una stilizzata e scomposta in 4 sezioni, ciascuna decorata con pattern distintivi e utilizza una palette di colori vivaci. Ricordiamo che il precedente logo era stato realizzato dall'architetto Barbara Spallitta, aveva rappresentato l'ente nel periodo della sua candidatura, composto da un telamone stilizzato che sostiene la città di Agrigento, raffigurante i 4 elementi fuoco, aria, terra e acqua. Il nuovo logo sarà registrato alla Camera di Commercio come marchio e verrà utilizzato ai fini istituzionali e culturali e potrà essere disposto da enti e associazioni previa autorizzazione del Comune e della Fondazione stessa. Il cambio del logo innanzitutto non griderei allo scandalo, perché comunque abbiamo visto anche tante altre città che sono capitali italiane della cultura hanno avuto un logo di preparazione e poi un logo di esecuzione. Nel marketing ci si evolve, i loghi cambiano, chiaramente non vengono stravolti e questo cambio di logo è stato un logo pensato e studiato da una società che ha appositamente partecipato ad un avviso creato dalla Regione Siciliana, l'assessorato ai beni culturali, per mezzo del Parco Valle dei Templi, che è stato soggetto attuatore per attuare appunto un piano di comunicazione e di promozione per l'anno per le iniziative collegate alla capitale italiana della cultura, e la società di comunicazione, che sicuramente è più titolata del sottoscritto e credo anche dell'amministrazione comunale ad avere anche una visione di marketing e di promozione delle cose, ha pensato di ribrandizzare, insomma, e di riadattare, di evolvere, perché poi alla fine sono rimasti i 4 elementi di Empedocle, sono rimasti i 4 colori che hanno caratterizzato già il telamone, che non abbiamo buttato nella spazzatura perché comunque resterà come simbolo di questa avventura, e che quindi, ripeto, è una evoluzione. Quindi l'avremmo spiegato meglio ancora da chi lo ha pensato e da chi lo ha messo in atto, per il motivo per il quale questo logo è stato cambiato, e ritengo e spero che sicuramente la decisione presa sia basata su importanti ragioni e importanti risultati che avremmo a seguire. Ci eravamo abituati un po' a quel telamone. Sì, ci eravamo abituati a quel telamone, ma come ha detto l'assessore alla cultura, diciamo, noi ci siamo affidati, più che noi anche il parco si è affidato a questa società, per cui hanno ritenuto opportuno cambiare diciamo, il marchio, e quindi noi ci affidiamo a quello che ci viene proposto. I carabinieri scoprono un arsenale da guerra nella disponibilità delle cosche mafiose agrigentine, sequestrano la somma in contanti di 80.000 euro, un uomo arrestato e un altro denunciato in stato di libertà. L'approfondimento. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, con il supporto dello squadrone Liportato, Cacciatori di Sicilia e dei nuclei cinofili di Palermo, Villagrazia e Nicolosi, proseguendo l'operazione di controllo del territorio della Polizia Giudiziaria effettuato lo scorso martedì, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, durante la quale sono state sottoposte a fermo 23 persone ed effettuate decine di perquisizioni, hanno svolto una serie di perquisizioni nei confronti di persone ritenute vicine alle locali famiglie mafiose e agli arrestati. In particolare, nel corso di una perquisizione effettuata nei confronti di un 48enne pregiudicato agrigentino, venivano rinvenute nella sua disponibilità numerose armi e munizioni di guerra. Nello specifico, all'interno di un bidone nascosto presso la propria abitazione di campagna, sita in contrada Fondacazzo di Agrigento, venivano rinvenute una pistola mitragliatrice calibro 9, 3 revolver di vario calibro, una penna pistola e vario munizionamento, nonché una bomba a mano fatta brillare dagli artificieri. L'uomo pertanto veniva tratto in arresto per detenzione illegale di armi da fuoco, comuni e da guerra. Le indagini in corso sulla loro provenienza passeranno alla DDA di Palermo nell'ottica della più stretta collaborazione, come segnalato dalla Procura di Agrigento e come avvenuto in occasione del recente sequestro di una rilevantissima somma di denaro operato nei giorni scorsi nei confronti di 2 fermati nell'operazione.
Nel corso di un'altra perquisizione effettuata nei confronti di una persona di anni 72 di Agrigento, veniva rinvenuta all'interno della stessa un'ulteriore somma ingiustificata di 80.000 euro, sottoposta a sequestro poiché ritenuta provento di attività illecita. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria perché ritenuto indiziato del reato di riciclaggio. La posizione dei soggetti indagati nel rispetto della presunzione di innocenza verrà immediatamente sottoposta al vaglio del giudice per gli atti urgenti e successivamente per il giudizio di merito. Soddisfazione è stata espressa dal parlamentare nazionale da Carmina sulla stabilizzazione dei precari a Favara. Si parla di 300 persone che avranno la serenità di un posto di lavoro. Sentiamo la parlamentare Carmina. Mi trovo a Favara e sono felicissima perché finalmente si addiviene alla stabilizzazione dei precari, 300 famiglie che d'oggi in poi avranno la serenità di un posto di lavoro stabile, mentre nel passato ogni anno attendevano con ansia la conoscenza della continuazione o meno del proprio rapporto di lavoro, cioè dal 1° gennaio ogni anno queste persone avrebbero potuto essere licenziate se non ci fosse stata una proroga. Questa è una risposta alla buona politica, perché l'anno scorso nel decreto mille proroghe siamo riusciti a ottenere la deroga rispetto a tutte le pastoie burocratiche che si opponevano a questa stabilizzazione. Rimaneva il vincolo dei bilanci che il sindaco Palumbo è riuscito a superare ed oggi si addiviene alla stabilizzazione, pensate, di 300 famiglie, una gioia immensa. Ora manca all'appello Porta Empedocle perché ancora non sono stati approvati i bilanci, ma io spero che al più presto si addivenga anche nel mio paese a questa possibilità. Noi la norma l'avevamo fatta, si attendeva l'approvazione dei bilanci. Io sono comunque sempre a disposizione, sto conducendo una lotta contro il precariato a tutti i livelli, perché le persone hanno diritto a un lavoro stabile, specie nella pubblica amministrazione. E che dire, davvero un Natale lieto per tanti lavoratori, questi e tutti gli altri che in Sicilia e ovunque si stanno avvalendo della normativa che consente la stabilizzazione in deroga. Carmina. Il maxi emendamento del governo è inaccettabile, siamo di fronte a una finanziaria nella finanziaria, un pacchetto di norme che interessano svariati ambiti che si vorrebbe presentare direttamente in aula, svilendo il ruolo delle commissioni di merito e della commissione bilancio e saltando a pie pari il necessario confronto parlamentare. Lo afferma Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Assemblea regionale siciliana. Finora il nostro gruppo, continua Catanzaro, la foto, Gio. Ah, scusa. Di solito spunta. Vabbè. Il maxi emendamento del governo è inaccettabile, siamo di fronte a una finanziaria nella finanziaria, un pacchetto di norme che interessano svariati ambiti che si vorrebbe presentare direttamente in aula, svilendo così il ruolo delle commissioni di merito e della commissione bilancio e saltando a pie pari il necessario confronto parlamentare, quanto affermato il parlamentare capogruppo del PD all'Arso, onorevole Michele Catanzaro. Fino ad ora, continua Catanzaro, il gruppo del PD nel percorso d'aula di questa finanziaria ha dimostrato senso di responsabilità, evitando un atteggiamento di ostruzionismo, ma se il governo e maggioranza intendono insistere su questo maxi emendamento, aggiunge Catanzaro, siamo pronti a ricorrere agli strumenti che abbiamo a disposizione per chiedere punto su punto gli approfondimenti che riterremo utili nei tempi previsti dal regolamento parlamentare. Se invece il governo Schifani vuole dare un senso alla manovra, conclude Catanzaro, piuttosto che spalmare in questo modo le somme che si hanno a disposizione, si individuano 4 o 5 norme di ampio respiro sulle quali confrontarsi per provare a dare risposte concrete alle tante emergenze della nostra Sicilia. Presentato il calendario dei portatori di San Calogero dedicati al Santo Nero, le interviste. Quest'anno l'Associazione Portatori di San Calogero ripropone il calendario 2025. Ci prepariamo alla festa del 2025 con anche Capitale della Cultura, che è un obiettivo importante, e quest'anno compie 20 anni UPenn Ravilla,
che è l'apertura ufficiale dei festeggiamenti in onore di San Calogero, quindi sarà un 2025 abbastanza impegnativo e poi aspettiamo il mese di luglio per la conclusione totale della festa. Calendario inedito, pensato e voluto dal tutto il direttivo dell'Associazione Portatori di San Calogero, al fine e all'obiettivo di stare tutto l'anno vicino ai devoti e ai fedeli della città di Agrigento. La distribuzione sarà gratuita grazie all'Associazione Portatori di San Calogero e vogliamo, ripeto, omaggiare la città affinché San Calogero all'interno delle attività, all'interno delle abitazioni ci possa stare sempre al nostro fianco tutto l'anno. Con questa occasione il direttivo coglie l'occasione per augurare buone feste a tutta la città di Agrigento. Abbiamo realizzato con l'Associazione Portatori di San Calogero di Agrigento, a cui i miei ringraziamenti per la fiducia. Questa è un'illustrazione molto semplice che appunto rappresenta San Calogero davanti alla sua grotta, che era sita proprio qui vicino alla chiesa di San Calogero ad Agrigento, e tra la sua gente, vicino ai bambini che hanno appunto la simbologia del pane, la spiga di grano che richiama appunto il periodo della festa, l'eremo con la croce, il Tempio della Concordia appunto che simboleggia la città, la cerva, ed è un invito appunto a vedere San Calogero nella sua quotidianità, di quando era in vita qua ad Agrigento, ed è anche un invito ai bambini per ritrovare la passione del disegno, per vedere anche questo punto di vista dell'arte. E anche quest'anno Babbo Natale torna in ospedale a bordo della sua 500 Fiat, addobbata a tema per portare gioia e doni ai piccoli pazienti ricoverati in pediatria e al reparto di medicina generale. Il servizio. Stamattina siamo qui per la 7ª edizione di Babbo Natale in 500, che è un'iniziativa che è stata abbondantemente condivisa da tutti i soci del coordinamento di Agrigento, che mi collaborano e che ogni anno non vogliono mancare a questo appuntamento per portare un po' di gioia e allegria a bambini e meno giovani che in questo periodo di festa si trovano in un momento di difficoltà. Insieme a Babbo Natale al gruppo musicale L'Ambasciata andremo nei vari reparti di pediatria e medicina per portare doni ai pazienti. Anche quest'anno il dottor Dario Tabbone, in qualità di fiduciario del Club Italia Fiat 500 Coordinamento di Agrigento, in occasione della 7ª edizione di Babbo Natale in 500, ha chiesto all'ospedale di Agrigento di poter visitare il reparto di medicina interna per omaggiare in prossimità del Santo Natale dei doni a tutti i ricoverati del reparto. A nome di tutto il personale dell'unità operativa di medicina lo ringrazio. Insieme a lui ringrazio i soci del coordinamento che sono qui presenti a testimoniare la vicinanza del coordinamento di Agrigento alla nostra struttura sanitaria. Tale evento rappresenta un'occasione per far vivere ai nostri degenti il clima natalizio, reso più suggestivo dalla presenza dei cantori che ci allietano con il suono dei loro strumenti e portano nel nostro reparto il segno della festa che sta arrivando. L'associazione Fiat 500, guidata da Dario Tabbone, anche quest'anno si è ricordata del reparto di pediatria. Devo dire che non è un ricordo perché ormai è diventata una tradizione. Da 7 anni il suo buon cuore, come tutti gli altri soci della Fiat 500, vengono a trovare i bambini del nostro reparto nel periodo natalizio. È un'associazione che porta il sorriso, un'associazione che porta doni, un'associazione che rende più gradevole la degenza dei bambini nel reparto stesso. Bambini che sono, come sappiamo, instabili per quanto riguarda il trattamento terapeutico e per quanto riguarda anche la degenza, che sicuramente non è molto bella averla qua nel periodo di Natale. Un ringraziamento particolare va alla triade strategica che ci dà l'autorizzazione per fare queste bellissime iniziative, ma un ringraziamento devo fare al mio reparto che condivide con me la gioia di avere queste presenze e un ringraziamento devo fare all'AVOS, l'associazione di volontari che curano tutte le 2 ludoteche che abbiamo nel reparto di pediatria, rendendo i bambini felici, rendendo i bambini anche col sorriso e con la solidarietà dei cittadini di Agrigento che li vengono a trovare.
Importante comunicazione dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento, Marco Bullo, in merito alla democrazia partecipata. Infatti dal 21 al 29 dicembre si svolgerà la fase di votazione per i processi di democrazia partecipata relativi agli anni 23 e 24 al Comune di Agrigento. Sono 11 le proposte ammesse al voto, 4 per il 2023 e 7 per il 2024. Il totale dei fondi disponibili ammonta a circa 14.000 euro, suddivisi in 6.500 euro circa per il 2023, 7.300 euro circa per il 2024. La votazione si svolgerà interamente online attraverso una piattaforma fornita gratuitamente sul progetto Spendiamoli Insieme, accessibile al link che troverete nel sito del Comune di Agrigento. Come previsto dalla legge, apriamo la fase di votazione, ha dichiarato l'assessore Marco Bullo. Da oggi al 29 dicembre i cittadini di Agrigento potranno scegliere i loro preferiti tra gli 11 progetti presentati. Sono progetti belli che riflettono desideri dei residenti e in diverse parti della città. Mi aspetto, conclude Bullo, una grande partecipazione al voto. È vero, siamo arrivati con un po' di ritardo, ma abbiamo messo in regola l'applicazione della legge regionale con un nuovo regolamento. Per il prossimo anno rivedremo i tempi per rendere questo processo sempre più inclusivo ed efficace. Al via le iniziative organizzate presso i SAI, Servizi Accoglienza Immigrati, gestiti dall'Associazione Culturale Cometa di Comitini Racalmuto e Santa Elisabetta il Servizio. Al via le iniziative organizzate presso i SAI, gestiti dall'Associazione Culturale Cometa di Comitini Racalmuto e Santa Elisabetta. Le iniziative hanno avuto come scopo la collaborazione in rete con enti e associazioni e la piena integrazione dei beneficiari nel territorio ospitante. Mi è stata data un'opportunità grandiosa, veramente poter lavorare con questi ragazzi per me è stata un'esperienza straordinaria. Non è stato facile all'inizio perché parlano lingue diverse, abbiamo tradizioni diverse, però ci siamo incontrati con la musica, abbiamo un po' cominciato a lavorare con qualche esercizio con il corpo, con le body percussion, qualche esercizio di voce e poi abbiamo deciso di puntare molto su un elemento comune, che è quello dell'amore. Cioè ogni cosa va bene se ci amiamo. Se il mondo è matto che cosa importa? L'importante è che ci amiamo. Se c'è confusione che cosa importa? L'importante è che ci amiamo. Quindi abbiamo puntato su questo. Un'altra canzone invece che loro non conoscevano, non conosceva quasi nessuno, l'ho portata io e si intitola Insieme è più bello. È una canzone che portano avanti il gruppo Legend Verde, Generazione Nuova Verde, che è un gruppo multietnico che si occupa della fratellanza. E infatti dice insieme è più bello, stare insieme è più bello insieme, stare insieme. Adesso che ritornello non me lo ricordo, però loro lo sanno, perché parla di volti sconosciuti della gente. C'è sempre una vita straordinaria, c'è sempre qualcosa di grande, anche se cammino per le strade, incontro la gente magari ha una sofferenza, un pianto e il suo pianto diventa il mio. Sfonda il guardrail e finisce sul terrapieno, muore una persona di 77 anni, è successo nel Messinese, la redazione di Messina. Un 77enne ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale autonomo verificatosi lungo la tangenziale di Messina in direzione di Marcia, Catania. L'uomo, Francesco Galletta, è morto dopo essere finito in un terrapieno al chilometro 6,800 secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti. Il 77enne, intorno alle 7:30, ha perso il controllo del suo piccolo fuoristrada vicino allo svincolo Messina Centro dell'autostrada 20 Messina-Palermo. Il mezzo ha sfondato le barriere di protezione ed è finito sul terrapieno subito dopo lo svincolo. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista. Basilio Borgo ha presentato il suo ultimo libro, è il numero 100, ma ce ne sono altri già in programma. Ce ne parla meglio il collega Eugenio Cairone. Scrivere 100 libri era la meta. Basilio Borgo è stato di parola e il suo libro numero 100 lo ha presentato al Caffè dei Fiori del villaggio Mosè, circondato dagli amici di sempre, perché Basilio è una persona che si fa apprezzare per il suo carattere e non c'è stata presentazione di un libro senza un buffet.
un modo di condividere con gli amici i momenti più belli, come quello di sabato sera per la 100ª pubblicazione. Basilio Borgo non scrive solo di Akragas, ma si interessa anche dei campionati maggiori. La sua caratteristica di scrittore è di raccontare le partite a fumetti, disegni che incantano, che fanno rivivere le azioni dei calciatori sul campo. Rivedere l'Akragas in Serie C è il sogno di Basilio Borgo, ma non si illude considerando il brutto momento che stanno vivendo tutti i tifosi biancoazzurri, un momento che meriterebbe un libro a parte per raccontare la triste storia del club. E chissà che Borgo non ci abbia già pensato. Basilio, l'obiettivo è stato raggiunto. Oggi si presenta il libro numero 100. Sei stato di parola. Esatto, infatti tu l'avevi pronosticato qualche anno fa che dovevo arrivare, quanta gente ci sono arrivato. Comunque, però non mi fermo qui, già sono arrivato altri 20, già quasi pronti. Quindi, come vedi, la giostra continua, d'altronde cosa dobbiamo fare? Essendo in pensione non abbiamo altre cose da fare soprattutto, e quindi è un impegno anche di cultura che uno facendo i miei libri, a parte uso molto come fare i disegni, perché i disegni per me sono la cosa più importante del libro, la grafica è la cosa più importante, onde per cui insomma spero di arrivare fino a quando sono diciamo, in forza, farò tutto il mio possibile per arrivare più in là. Quindi i tuoi programmi futuri sono quelli di scrivere ancora di Akragas? Ma io veramente l'Akragas è stato sempre diciamo, il primo comandamento nei miei libri, però è chiaro che posso pensare sempre all'Akragas, penso anche alle altre squadre, anche perché ho avuto un grande successo con un libro su Gino Stacchino della Juventus qualche anno fa in Romagna, ho avuto la presentazione al Parco di Pascoli, c'erano 60.000 persone, quindi è stata una bellissima esperienza. Quindi poi l'Akragas certamente, se ricordo l'Akragas del passato sono contento, quella di ora sono... Ecco, scusami Basilio, io ti stavo chiedendo proprio, parlare di Akragas significa parlare del nulla in questo momento. In questo momento è il nulla, perché non mi ricordo mai un Akragas in un campionato di Serie D ultima in classifica, staccato, non me lo ricordo mai, non credo che sia un precedente, ma comunque... Posso dire che dopo Giavarini proprio il nulla? Certo, Giovannini era la mia speranza, come tanti altri che ne capiamo di calcio, perché bene o male, insomma, anche se lui c'è stato un periodo anche triste con lui, ma non è stato proprio colpa sua. E solamente il Dio che purtroppo è quello che è. Ogni volta che vincono un campionato e fanno una salita si rompe tutto, perché sa che cosa vogliono fare. Invece a calcio c'è poco da fare, bisogna essere semplici. Infatti quello che mi fa rabbia vedere certe città, cittadine, certi paesi con lo stadio bellissimo, tutto con le porzoncine e con la denominazione, poi per esempio squadre tipo, adesso voglio dire, il Cittadella, per esempio. Io sono stato a Cittadella una volta, che è in Serie B, tranquillamente una città di 20.000 abitanti, e noi, capoluogo della cultura, come questo, non siamo capaci di fare una squadra decente in Serie D. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora allo sport, un'altra ulteriore sconfitta da parte dell'Akragas con il Sambiase in casa per 2-0. Presente all'incontro anche il neo socio Emanuele Canzoneri, che ha promesso nuovi arrivi per rinforzare la squadra. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. L'Akragas conclude il girone di andata con un'altra cocente sconfitta interna, determinata da episodi chiave che hanno condizionato l'esito finale della gara. Hanno contribuito alcune valutazioni arbitrali molto discutibili e sfociate in infuocate proteste a fine gara. Il Sambiase ha mostrato i propri muscoli sin dalle prime battute, mantenendo il pallino di gioco ed una certa superiorità territoriale, specie nel corso del primo tempo. Di contro un Akragas molto robusto in difesa, meno dinamico a centrocampo e con un paio di esterni sempre neutralizzati dalla difesa calabra. Qualche scaramuccia iniziale da ambo le parti, Sambiase pericoloso con Perre all'ottavo con un diagonale che lambisce il palo della porta di Dregane, e al 12° e quello di Modugno su cross di Tuccio che non arriva a deviare. Il vantaggio calabro arriva al 30° con il palermitano Zerbo
che sfrutta l'assist di Cataldi, calciato da oltre la linea di fondo e non visto dal guardialine. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo, vale a dire al 47esimo, l'Acregas protesta per un atterramento in area di Palazzolo, spinto vistosamente al momento del tiro da parte di un difensore ospite. L'arbitro non ravvisa il penalty, protesta nervosamente il DS Cammarata, che poi verrà espulso. Nella ripresa al 50esimo il raddoppio del Sambiase, cross di Umbaca in area biancazzurra, tocco di mano di De Marino e penalty trasformato da Ferrero. Al triplice fischio finale il nuovo presidente Emanuele Canzoniere si è recato sotto la curva dei tifosi cregantini, aprendo un dialogo per tranquillizzare la piazza e promettere anche l'arrivo molto presto di adeguati rinforzi in vista del girone di ritorno. Mi dispiace per il morale della squadra, perché abbiamo giocato contro, secondo me, una delle migliori squadre che ho visto fino adesso. Non abbiamo demeritato sul piano dell'impegno, sicuramente abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Non posso chiaramente imputare nulla ai ragazzi perché hanno dato tutto quello che avevano. È chiaro che poi in queste partite, come dicevi giustamente, gli episodi cambiano le partite, no? Si è preso un gol, poi abbiamo avuto l'occasione del rigore sacrosanto, la chiudevi il primo tempo, c'era anche l'espulsione, quindi era sicuramente qualcosa di cambiava un pochino la partita. Poi magari loro sono forti, questo sicuramente, però cominci il secondo tempo e ti danno un rigore contro subito, ti piega un pochino le gambe. Però io da questo punto di vista non posso imputare nulla ai ragazzi, hanno fatto veramente tutto quello che c'era da fare. Al di là degli episodi comunque abbiamo tenuto botta contro, secondo me, una delle migliori squadre di questo girone. Ma io sono già diversi giorni che parlo con la società, con il direttore, ci siamo posti degli obiettivi come calciatori, ne abbiamo fatti diversi nomi, diversi giocatori di più ruoli, la squadra sicuramente sarà rinfoltita di 5-6 giocatori come avevo promesso e come aveva promesso la società all'inizio. E mi sembra giunto il momento di farlo perché non è facile andare avanti così, perché insomma noi qualche risultato dobbiamo cercare di farlo quanto prima. Abbiamo questa pausa delle festività natalizie e dobbiamo cercare di sfruttarla per cercare di inserire questi nuovi giocatori che arriveranno, migliorare quelli che abbiamo, perché comunque sia commettiamo sempre qualche errore che poi ci costa caro, e poi dobbiamo ripartire a testa bassa con il girone di ritorno e cercare di fare più punti possibili. Sicuramente secondo me ci salveremo attraverso play-out, però non si sa mai, perché insomma quando poi cominci a fare i risultati, cominci a ottenere i risultati, diciamo che anche la consapevolezza, la forza della squadra comincia sicuramente a migliorare e anche i risultati possono essere risultati importanti. Noi abbiamo bisogno di farne quanto prima, quindi aspettiamo ora questi giocatori che arriveranno e poi vediamo. Posso dire che il direttore, insieme al direttore abbiamo fatto 350 telefonate a 350 giocatori e non è facile venire in una situazione del genere, anche se Agrigento è bella e tutto quanto, però quando vedono la classifica è normale che i giocatori ci pensano un attimo e poi magari aspetta altre soluzioni. Però ci siamo impegnati tanto con la società per cercare di trovare quelli giusti, penso che abbiamo trovato quelli che servono per noi. Quindi quando arriveranno qui saranno giocatori importanti, saranno giocatori dell'Acragas, saranno i giocatori più forti del mondo, perché quelli che vengono qui devono essere i giocatori più forti del mondo, perché per uscire da qua dobbiamo fare veramente un girone di ritorno quasi da vittoria campionato. E si è concluso anche il girone di andata del campionato di eccellenza, girone A. L'Unitas Sciacqua conquista il terzo posto solitario, sempre il collega Lentini. Si è concluso anche il girone di andata del campionato di eccellenza girone A. E con il minimo sforzo l'Unitas Sciacca supera il fanalino di coda dell'Ascari Cefalù e conquista il terzo posto solitario, approfittando anche della sconfitta esterna del Don Carlo Misilmoiri a Castelvetrano contro la Folgore. Nella prima di ritorno, in programma il 5 gennaio del 2025,
lo Sciacca ospiterà al Gurrera proprio il Don Carlo Misilmere in una sorta di spareggio per l'inseguimento alla seconda poltrona. Ma vediamo quale sarà il prossimo turno, quello di gennaio. Città di Gela Casteldaccia, Città di San Vito Capo San Giorgio Piana, Folgore Athletic Club Palermo, Marsala e Castellammare, Oratorio Marineo Parmanvalle, Partini Caudace Lascari, Castelbuono Accademia Trapani e Unitas Sciacca Don Carlo Misilmere. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 della piattaforma digitale terrestre per chi ha le Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si potranno visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.